Caccia e pugna un ballerino di colore adottato da una famiglia di San Giovanni Gemini in provincia di Agrigento. Tutto sarebbe accaduto in un locale di Leccara Friddi. Il giovane, 23 anni, è ricoverato all'ospedale civico di Palermo, dove ha subito un lungo intervento nel reparto di chirurgia maxillofacciale. Una provocazione, lì è nato tutto, non appena mi sono voltato nuovamente per appunto andare incontro alla mia amica, e da lì tutto in 2 secondi. Non ho avuto neppure il tempo di reagire. Per un motivo o per un altro praticamente mi hanno ribaltato il cappellino a terra, io ho semplicemente... Quanti erano? 2. Ho semplicemente detto di prenderlo e da lì è iniziato tutto. Cosa è iniziato? Mi sono appunto voltato per andare incontro alla mia amica e me li sono visti addosso. E da lì non si sono fermati finché appunto non hanno chiamato carabinieri, ambulanze e tutto quanto. Davide Mangiapane, nato in Italia, adottato appena nato, è stato pestato a sangue da 2 giovani che sono già stati identificati e denunciati. Uno di loro è minore. È accaduto lo scorso 21 luglio all'Ercara Friddi, in provincia di Palermo, ma la notizia è emersa solo oggi perché la vittima, dopo l'aggressione, non ha presentato la denuncia. I 2 giovani sono accusati di violenze e lesioni personali, ma al momento non c'è l'aggravante razziale. Le parole che le hanno detto quando già era a terra, mezzo morto, diciamo, perché è stato per terra un quarto d'ora prima di arrivare ai soccorsi. Ecco, com'è andata? Ma da come hanno raccontato gli amici che si trovavano con lui, sono arrivati 2 balordi In un pub? no, erano già fuori dal pub, non c'entra niente che erano al pub o meno. Uno di questi balordi gli ha buttato giù il cappellino a Davide. Davide ha risposto: una delle cose che potete fare è confessate quello che avete fatto alle forze dell'ordine, così vi fate arrestare e magari starete un po' più tranquilli, naturalmente in posti dove non potete fare e creare altri danni a altre persone. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri che conducono l'indagine coordinata dalla Procura dei Minori e della Procura Ordinaria, il giovane la sera del 21 luglio sarebbe andato in un pub di Lercara Friddi. Mentre si trovava al tavolo sarebbe stato colpito al volto dal fidanzato della giovane con un pugno che gli ha fracassato la mandibola. L'aggressore avrebbe gridato al ragazzo di colore: "Sporco negro, vattene via da qui". Il giovane, dopo aver subito la frattura della mandibola, ha preso coscienza ed è stato colpito anche con calci e pugni mentre era a terra. La prognosi è di 30 giorni. Il ragazzo è ancora ricoverato in ospedale. L'indagine dei carabinieri è scattata dopo aver saputo da alcuni cittadini di San Giovanni Gemini quanto accaduto davanti al pub di Lercara. Così sono risaliti alla vittima, che ha confermato tutto, e gli aggressori identificati e denunciati per lesioni personali e violenza. Gli inquirenti sono adesso alla ricerca di altri testimoni. Oggi mi sento nero. Nero è indispensabile come il caffè del mattino. Nero è dolce come il cacao. Nero è misterioso come la notte. Coraggio, perché oggi anch'io mi sento nero. Oggi anch'io mi sento nera. Oggi anche io mi sento nero. Jesaja 51. Oggi anche io mi sento nera. Today I also feel black. Oggi anch'io mi sento nero.